Benvenuti e buona domenica a tutti. Oggi non mi sento di chiedere come state, non mi sento di chiedere, perché sicuramente ognuno di noi potrebbe raccontare un momento, una giornata, una settimana. Potremmo raccontare tante cose di quello che... Però io oggi vorrei condividere un versetto con voi. In Isaia 40. Versetto 29. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spostato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Se noi confidiamo nel Signore ci darà nuove forze. Se noi confidiamo in Lui sicuramente metterà pace, metterà forza nei nostri cuori. E oggi mi chiedo a me stesso, apriamo il nostro cuore per lodare e adorare il nostro Signore, perché è Lui che ci edifica, è Lui che ci accoglie, è Lui che ci dà forza. Amen, buona domenica.
della tua gloria e canterò della tua gloria. Gloria Gesù. Non c'è niente di più bello, Signore, di aprire il nostro cuore la mattina e lodare e benedire il tuo nome. Alleluia. Signore, grazie per questo giorno che ci hai donato. Grazie che ci hai dato l'opportunità di vedere un nuovo giorno. Grazie che hai aperto i nostri occhi, Signore. Grazie che ci hai portati qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Signore, questa mattina vogliamo fare una sola cosa. Vogliamo incontrarci con te. Perché questo è quello che fa la differenza in un culto, Signore, l'incontro con te. Signore, tu hai detto chi mi cerca mi trova. E questa mattina noi vogliamo incontrarti. Vogliamo che virtù escono da te, Signore. Benedici dovunque, in qualunque luogo si sta lodando e si sta benedicendo il tuo santo nome. In modo particolare coloro che sono nel letto di infermità, coloro che sono imprigionati, Signore, nella Chiesa perseguitata, i nostri fratelli che sono in prima linea, Signore, benedicili. Fagli sentire sempre la tua dolce presenza. Signore, fa che non daremo mai nulla per scontato, che questa mattina noi possiamo riunirci nel tuo nome, possiamo avere libero accesso. Questa mattina possiamo essere insieme in questo luogo per lodare e benedire il tuo nome. Chissà ancora per quanto tempo potremo avere questa opportunità, ma questa mattina vogliamo godere della comunione fraterna e chiediamo che lo Spirito Santo possa scendere in maniera potente in mezzo a noi, che tu possa accompagnare la parola, Signore, con segni, miracoli e prodigi. Noi ti ringraziamo perché questo culto è un culto pentecostale. Alleluia! Crediamo nell'opera potente dello Spirito Santo. Grazie, Signore, perché tu sei qui, tu vuoi benedire. Signore, grazie anche per i tuoi servi che hai portato nel nostro mezzo questa mattina. Usali per la tua gloria. Alleluia, perché non abbiamo altro bene all'infuori di te. Ti ringraziamo, Signore. Benedici coloro che non sono potuti essere qui con noi questa mattina, coloro che sono in collegamento, che ci stanno seguendo. Signore, benedicili. Fa che la tua presenza possa essere così tangibile nel loro mezzo questa mattina, che mentre la tua parola viene predicata possono essere guariti. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Ora shalabasaya rabakanda la bassia. Alleluia. Di ciò che hai fatto in me, chi spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il tuo splendore è come il sole. Di gloria,
pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Santo sei, Signore. Santo sei, Signore. Alleluia. Alleluia. Ora la paganda la passaia. Noi siamo qui per adorarti. Non abbiamo altro scopo, Signore. Vogliamo aprire il nostro cuore davanti a te. Confessare, Signore. Oh, alleluia. Santo sei. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga poi. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro il mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. E puoi esprimere il valore tuo nell'eterno re. Io sono qui, solo e semplice, appartengo a te. Il canto che offro
nella lode dei tuoi figli. C'è dinamite nella lode. Quando noi apriamo il nostro cuore a te, non soltanto la nostra bocca, ma apriamo i nostri cuori, mettiamo in ginocchio il nostro cuore davanti a te e allora torniamo alla vera adorazione, un'adorazione fatta col cuore. Signore, sono quello che sono, ma ho bisogno di te. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno come te, o eterno Dio, grande, grande la tua fedeltà. Dillo con tutto il tuo cuore, Signore. La tua fedeltà è grande. Oh, alleluia. La tua fedeltà è incomparabile. Oh, alleluia. Nessuno è come te. Oh, eterno Dio. Grande sei. Alleluia. Dio è fedele. Dio è fedele. Alleluia. Meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me.
conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Alleluia, gloria a te, Signore. Alleluia, questa parola è per te. Meraviglioso. Signore, voglio pregarti questa mattina per quanti non sono potuti essere con noi, che sono a casa. Alessandra, Deborah, Signore, Lidia, Monica, Esther, Chiara, Signore, hanno bisogno del tocco della tua mano di guarigione. E noi sappiamo che la tua mano non si è accorciata. Signore, tu sei lì vicino a loro. Afferra la loro mano, Signore. Tirali fuori da quella condizione, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi. Io sarei stato ancora in preghiera, non so voi, ma quando si loda il Signore, è vero o no? È meraviglioso. Anche perché Dio opera quando adoriamo il Signore, quando lo lodiamo, quando benediciamo il suo nome. Ecco, mia moglie non è qui, infatti non la vedo e ho chiesto, stamattina Deborah non stava bene, anche ieri, e quindi è rimasta a casa con Deborah. Vogliamo pregare il Signore, che il Signore veramente possa liberarla. Gloria a Dio. Amen. Lidia non c'è, a casa, bloccata. Molti sono bloccati con la schiena, proprio sto periodo qua prende il caldo, prende la schiena. Stamattina, pastore, oggi non vengo, pastore non ci sono, pastore no. Ogni volta che aprivo qualcuno, prima di leggere, non ci sono. Bene, vuol dire che non te la senti, però la cosa più importante, sono certi che saranno collegati con noi, vi girate e dite pace, vi vogliamo bene, salutateli, sono là che sono collegati con noi, non sapete cosa vi siete persi. No. Va bene, gloria a Dio. Voglio dare il benvenuto, se c'è qualcuno per le prime volte in mezzo a noi, Dio vi benedica. Il Signore vi benedica grandemente. Se non avete una Bibbia vogliamo regalarvela, andate dal fratello Carlo là in fondo lì, poi fra le altre cose lì c'è un banchetto che potete vedere vicino alla libreria, poi vi diciamo perché, ma tutti sapevate che questa mattina abbiamo una coppia di missionari che partiranno per un paese molto molto particolare, una situazione molto difficile purtroppo, e proprio prima mi diceva che domani mattina dovranno partire, perché poi vi spiegherà lui o loro, tutti e due. Adesso io darei subito spazio a questa bellissima coppia, ma veramente sono belli. Fra le altre cose sono napoletani, quindi potete immaginare se io non dico... No. Annalisa, vieni. Mia moglie è Lisa, tu Annalisa. Sì, vieni. Dategli il microfono. Non è bellissima, è bellissima. Anche il marito è un bel, poi vedete, bella coppia. Ok, sentiti libero, io mi vado. Sali qua, vieni qui. Pace del Signore a tutti quanti voi. Sono molto emozionata questa mattina di essere qui, ma sono altrettanto felice di poter condividere con voi e di celebrare il culto al Signore insieme. È doveroso per me in questa mattinata raccontare le cose grandi che Dio fa. Sono sempre molto emozionata quando devo raccontare quello che Dio fa, quando in queste settimane, in questo periodo in cui stiamo girando per le chiese, ma quando racconto ricordo alla mia mente quella che è la fedeltà di Dio, perché il suo piano sussiste da eternità in eternità e nonostante l'attesa, questa mattina mi sento di dire questo, probabilmente molti sono in attesa di qualche promessa da parte di Dio che deve adempiersi, e io voglio dirti da parte di Dio, anche se passeranno diversi anni, un tempo lungo umanamente parlando, Dio è eterno, non è soggetto al tempo, Lui vede già il suo disegno adempiuto, ma noi che siamo soggetti al tempo facciamo a volte difficoltà, e facciamo difficoltà a continuare a credere quando non vediamo quello che Lui dice, quando quello che Lui dichiara sulla nostra vita in realtà si scontra con quello che vediamo. Io mi chiamo Annalisa,
e come diceva il pastore vengo da Napoli. Ci siamo trasferiti insieme a mio marito l'anno scorso in Lombardia, in particolare nella città di Lodi. E vi voglio raccontare brevemente la mia testimonianza, la storia di come Dio è intervenuto cambiando e stravolgendo la mia vita, per poi raccontarvi di come Dio ci ha chiamati. Io non nasco in una famiglia cristiana evangelica e quindi sono cresciuta in un contesto familiare un po' particolare, perché mia mamma soffriva di una forte depressione che la costringeva spesso a stare sul divano a piangere. E quindi ho questi ricordi della mia infanzia di lei con papà dallo psichiatra, dal dottore. Io ero molto piccola e questo era spesso motivo di scontro e di litigio con mio papà. Loro litigavano spesso, c'erano molte incomprensioni e quindi ho assistito spesso a scene di violenza verbale, non solo, ma questo ha alimentato nel mio cuore una sorta di rigetto, di rifiuto. Io non mi sentivo amata dai miei genitori e questo mi ha spinto a cercare amore. Ero bisognosa e desiderosa di amore e mi ha spinto a cercarlo fuori dalla mia famiglia, perché non c'era serenità e armonia in famiglia. E ho conosciuto quello che oggi è il mio attuale marito, quindi ringrazio Dio anche per questo, perché Dio, quando io non lo conoscevo, Lui mi conosceva e mi ha preservata da tante scelte sbagliate che avrei potuto fare. E nonostante l'amore di un uomo, questo neanche soddisfava però la mia vita, e quindi ho iniziato a farmi delle domande, degli interrogativi, e dicevo: che cos'è questo vuoto, questo senso di insoddisfazione, di essere inappagata? Mi facevo anche tante domande esistenziali, perché non riuscivo a trovare questo amore di cui avevo bisogno, né nei miei genitori né nell'uomo che mi stava a fianco, ma mi facevo domande del tipo: che cosa c'è dopo la morte e il perché eravamo su questa terra. Volevo comprendere un po' quello che era adesso, oggi dico lo scopo, no? Di Dio, ma all'epoca non conoscevo il Signore. Lui si è rivelato alla mia vita attraverso la mia nonna paterna, che era una donna analfabeta, non sapeva neanche firmare il suo nome, ma era una donna saggia che quando parlava di Dio mi raccontava della Gerusalemme celeste. E quindi in Cristo ho trovato una nuova identità, una meta, uno scopo per il quale vivere, e soprattutto quell'amore puro, disinteressato che io cercavo e che non riuscivo a trovare da nessuna parte. Infatti io mi sono iscritta anche crescendo alla facoltà di biologia, ho deciso di intraprendere un percorso scientifico perché cercavo quelle risposte. Per un periodo di tempo mi sono dichiarata agnostica, perché dicevo: non posso né dimostrare la sua esistenza né la posso negare. Ma in Cristo ho trovato tutto e tutto pienamente, e lo ringrazio per questo, perché a Lui solo vada la gloria, perché attraverso l'opera che Lui ha compiuto nella mia vita il Signore ha salvato anche il mio papà, anche mio fratello, li ha battezzati Spirito Santo e sono scesi nelle acque battesimali, e soprattutto ha salvato quello che oggi è il mio attuale marito. Ci siamo sposati, noi siamo sposati da 6 anni e all'inizio io sono convertita da 13 anni e abbiamo servito il Signore nella chiesa locale, nella comunità di Melito di Napoli, con tutto quello che noi trovavamo da fare, no? Tutto quello che la nostra mano trovava da fare. E il Dio ci ha benedetti grandemente in tutto quello che era il servizio che gli offrivamo. Ma col passare del tempo, dentro il mio cuore è sorto questo senso di insoddisfazione nuovamente, e quindi ho iniziato a sentirmi in colpa avanti a Dio. Ho detto: Signore, ma sto disprezzando la tua grazia meravigliosa? Perché sento nuovamente questo sentimento che provavo prima di conoscerti? Ma Dio stava mettendo sulla mia vita una pressione sempre più forte, un peso che all'inizio non ho condiviso con mio marito, lo serbavo nel mio cuore e l'ho serbato per ben 9 anni. Quindi per questo all'inizio vi parlavo dell'attesa, e Dio faceva delle dichiarazioni sulla mia vita, mi diceva che mi avrebbe reso il doppio, mi diceva che aveva un piano e che sarei diventata fonte di benedizione,
ma non comprendevo bene quello che lui voleva dirmi. Soltanto nell'ultimo periodo il Signore ha iniziato a darmi delle indicazioni più precise. Io facevo spesso questa preghiera, dicevo: Signore, voglio che tu condividi con me un tuo sogno e io voglio poter adempiere questo sogno. E lui ha ascoltato la mia preghiera, perché, fratelli e sorelle, lui ascolta quello che noi gli diciamo e spesso noi dimentichiamo quello che gli diciamo, ma lui, prima di condividere con me il suo cuore, ha dovuto svuotarmi di quelli che erano i miei piani, i miei progetti, i miei sogni, per poi instillare invece quello che era il suo piano, il suo sogno. Io ero una guida naturalistica al WWF, non so se qui lo conoscete, e al contempo lavoravo anche in laboratorio, perché ero in un periodo di tesi e avevo praticamente completato il mio percorso di studio magistrale. Ma a un certo punto il Signore si è intromesso, se così vogliamo dire, nella mia vita, perché gliel'ho concesso, ovviamente, perché Dio non fa niente forzando la mano, ma soltanto se noi glielo concediamo, glielo permettiamo. E mi ha chiesto delle cose lecite, perché all'inizio mi chiedeva di lasciare tutto, e allora ho iniziato a esaminare il mio cuore chiedendo: Signore, forse c'è qualche peccato che io non conosco, qualcosa che devo lasciare che ti sta offendendo. E poi ho iniziato a dire: ma forse c'è qualche servizio in chiesa che tu non vuoi che io faccia perché vuoi che io mi dedica ad altro. E ho esaminato me stessa nella sua presenza, ma Dio mi diceva: lascia tutto e seguimi. E in quel tutto c'era veramente tutto. Il Signore mi chiese di lasciare la mia famiglia, il mio parentado, di lasciare il mio lavoro, il mio progetto, i miei progetti, la mia casa, la nostra casa che avevamo costruito con tanto sacrificio, ma volevo capire di più, volevo comprendere di più. Io sono spesse volte troppo razionale con Dio, e Dio è stato paziente con me, perché per quasi 1 anno e mezzo Lui ha iniziato ad appartarmi notte e giorno. Non riuscivo neppure a dormire la notte, perché lo Spirito Santo mi desiderava parlare con me, e a volte mi alzavo dal letto sbuffando dicendo: ok, dai, che cosa vuoi dirmi, che cosa vuoi da me, che cosa vuoi che io faccia? E ha iniziato a darmi delle caparre, ha iniziato a condividere con me quel sogno. Un grido dalle nazioni si è elevato al trono di Dio, e Dio ha voluto condividere con me questo, perché ha iniziato a darmi indicazioni più precise, perché mi chiedeva di andare in nazioni dove non c'era la testimonianza del Vangelo, perché mi diceva: sono luoghi dove non ci sono fratelli, non ci sono sorelle, e saranno popoli violenti. Ho sentito prima anche che si pregava per la Chiesa perseguitata, e il Signore ha messo nel nostro cuore questa Chiesa nella quale non c'è libertà di esprimere la propria fede liberamente come possiamo farlo noi questa mattina. E quando ho iniziato a dire: ok, questo è quello che tu vuoi da me, donaci un luogo. Abbiamo iniziato a pregare per un luogo, donaci una nazione. E oggi posso dire che avevo fatto Dio piccolo, perché Dio non mi ha detto subito quella che era il luogo che dovevamo raggiungere, ma ci stava aprendo delle porte in Lombardia, quindi ha allargato quelli che erano i nostri confini regionali. E io dicevo: Signore, ma in Lombardia ci sono fratelli e sorelle, non c'è la persecuzione, non sono popoli violenti, perché mi stai mandando qui? E questo è stato il mio combattimento, il nostro combattimento per circa 2 anni, perché non volevamo fondamentalmente lasciare quel tutto che ci chiedeva, perché, fratelli, la grazia è gratuita. Noi non dobbiamo fare nulla per riceverla, ma il servizio ha un costo, ha un prezzo, e spesso questo prezzo è alto, ci costa davvero tutto. Quello che mi è costato di più è lasciare il mio percorso di studi, perché io ho quasi 34 anni e non ho fatto altro nella mia vita se non dedicarmi agli studi, e quindi mi sono sentita un po' come una maratoneta che corre, no? E deve arrivare al traguardo al 40° chilometro, e al 39° Dio mi dice:
fermati, lascia tutto. Mi ha indicato 2 strade e mi ha detto che mi avrebbe benedetto in ogni caso se avessi continuato e profuso tutte le forze, le mie energie, le mie risorse nella vita secolare, servendolo come stavo facendo anche in chiesa, e mi faceva vedere quella che invece era la benedizione se io avessi lasciato ogni cosa. E allora ho detto: Signore, io non lo so dove, non lo so come, non so cosa farai, ma io voglio obbedirti. E abbiamo scelto quindi di trasferirci, come vi dicevo, l'anno scorso in Lombardia. Non è stato facile, non è stato per niente semplice, perché abbiamo dovuto condividere la casa siamo in 12. Siamo 12 persone, siamo 3 famiglie più altri ragazzi, quindi non è facile perché comprendete con me che la famiglia ha una propria intimità, no? Dei confini, e lì ci siamo ritrovati a non avere più degli spazi privati, gli spazi si sovrapponevano perché avevamo spazi comuni, ma come un ferro forbisce un altro ferro, un uomo forbisce un altro uomo. È stato per noi un periodo di intensa formazione, fino a quando poi durante un culto una sera lo Spirito Santo ha fatto sentire a noi, ma anche all'assemblea, soprattutto ai fratelli, di appartarci per questa missione che noi faremo ad ottobre, che è l'Ucraina. Come voi sapete, sarete più aggiornati di noi, perché noi non abbiamo la TV lì, quindi spesse volte mi chiedono: sei spaventata, sei preoccupata per questa cosa? E io dico: non lo so se è incoscienza, non lo so se è disinformazione, ma sono serena e sono tranquilla, perché so che se Dio ci manda a questo popolo che è in enorme bisogno, ha preparato e ha stabilito qualcosa, e quindi ci equipaggerà di tutto il necessario. Noi siamo stati ad ottobre. Io e mio marito siamo stati con altri 2 fratelli l'anno scorso, e vi garantisco che vi è uno spirito di morte che aleggia lì, perché non ci sono più uomini, ci sono solo donne, bambini e anziani per le strade. Non ci sono più uomini neppure al fronte che imbracciano. Che imbracciano le armi, quindi la situazione non è semplice, ma Dio ci sta mandando a quelle vedove, a quegli orfani, a quelle persone che hanno perso tutto e tutti, per poter annunciare e proclamare una speranza in Cristo, perché noi sappiamo che in Cristo, come noi abbiamo trovato tutto in Lui, Dio può dare a chi è solo una famiglia, e questi bambini, queste donne, queste persone stanno aspettando che qualcuno possa annunciare loro la lieta notizia, come un giorno qualcuno l'ha fatto con noi. Quando siamo stati l'anno scorso, la chiesa c'erano una decina di persone, una dozzina di persone, ma in questi mesi il numero è cresciuto, sono oltre 40 persone, e svolgono i culti. Inizialmente li svolgevano in maniera periodica, con una frequenza molto più, ogni 2 o 3 mesi. Adesso circa ogni settimana si riuniscono, perché il numero cresce, quindi c'è il bisogno di conoscere la parola, di essere discepolati, e noi ringraziamo Dio per i fratelli che sono lì, per i missionari Ersilio ed Olga, che fanno questo lavoro veramente encomiabile. Noi andremo lì per offrire il nostro aiuto, e oltre che nella città di Colomia, tutta l'Ucraina ha bisogno, e noi vi chiediamo questa mattina di unirvi in preghiera, perché questa missione Dio non l'ha affidata solo ad Annalisi e a Salvatore, ma l'ha affidata alla Chiesa. Noi siamo un corpo e ognuno deve contribuire in maniera diversa, perché ognuno di noi è chiamato a fare qualcosa. Magari il Signore ti sta chiamando ad intercedere nella tua cameretta segreta, a qualcun altro lo sta chiamando ad andare in prima linea, lo sta inviando, ma in maniera diversa, come un corpo, ognuno membra diversa, ma dobbiamo fare quello che Dio ci chiede di fare.
e vi continuo a chiedere preghiere e domani noi dovremmo partire per l'Ucraina, staremo lì una settimana, poi faremo un altro viaggio preliminare a settembre a Dio piacendo e poi ad ottobre, il 1° ottobre ci trasferiremo lì per 3 mesi fino a gennaio, che è il tempo massimo del visto, perché poi scade, quindi necessariamente dobbiamo rientrare in Italia. Uso il condizionale, dico dovremmo partire domani perché proprio in questi ultimi giorni nella città di Cernozzi ci sono stati diversi bombardamenti con droni e quindi noi arriveremo a Suceava, che è l'aeroporto in Romania, perché gli aeroporti lì in Ucraina sono chiusi, e dovremo poi prendere dei bus per arrivare lì, perché il fratello che ci avrebbe dovuto accompagnare con la macchina ovviamente è molto spaventato e quindi non se la sente di fare questo viaggio. Il nostro timore, diciamo, il nostro dubbio è sulla città di Cernuzzi, che è stata bombardata e che è la città nella quale dove dovremo prendere il bus per poi arrivare, quindi non sappiamo se ci sono bus che partono, quindi vi chiediamo preghiere e intercessioni affinché Dio possa proteggere questo viaggio e noi possiamo arrivare lì per poter raggiungere quello che è lo scopo che Dio ha prefissato per questo viaggio. Dio ci benedica. Alleluia. Lo spengo? Ok, grazie. Gloria a Dio, fratelli, pace a tutti. Scusatemi, mi sono preso qualche secondo, però la sposa di Cristo è meravigliosa e voi siete meravigliosi. Io vi ringrazio dal profondo del cuore perché ci avete riservato un'accoglienza straordinaria. Può sembrare scontato, ma non lo è. Appena abbiamo varcato la soglia di questo luogo, siamo stati accolti da sorrisi, da un amore che era quasi lo potevi toccare con mano, perché la sposa di Cristo è meravigliosa. E se lo notiamo noi che siamo così piccoli, pensavo Gesù come si gioisce, no? Nel guardare l'amore che c'è tra fratelli, perché è da questo che ci riconosceranno. Amen. Quindi Dio vi benedica per il meraviglioso benvenuto che ci avete riservato. Non meritiamo tanto, però vi vogliamo ringraziare. Devo andare un po' per ordine per non dimenticare tutte le cose che devo dire. Innanzitutto vi porto i saluti, fratello Gianni, del fratello Gennaro, della chiesa Cometralci, lì a Lodi, vi salutano caramente. Davvero il fratello Gennaro ci teneva affinché potessimo trasmettere l'affetto e la gioia che c'è quest'oggi nel poter stare insieme, e ovviamente la loro gioia è anche la nostra. Quindi Dio vi benedica nuovamente. Sapete, pensavo tante cose. Io, come diceva mia moglie, come diceva anche il fratello Gianni, vengo da Napoli, e così come ci sono tanti pregiudizi, no? Verso ciò che non si conosce, nella mia adolescenza solo pensare a queste zone pensavo saranno persone con delle caratteristiche che sono dei luoghi comuni, no? Persone che sono fredde, persone che sono distaccate, persone che sono magari un po' scontrose, ma la sposa di Cristo è meravigliosa. E voi siete meravigliosi perché si vede che siete stati con Gesù. Mi presento nuovamente, sono Salvatore, come qualche fratello già stamattina ha potuto evincere dal mio accento, che per quanto ci provi non riesco in nessun modo a mascherare, ma alla fin fine non è nemmeno tanto necessario, perché vengo da Napoli, come si può sentire, come il fratello Gianni, e io ho una storia diametralmente opposta a quella che vi ha raccontato poc'anzi mia moglie. Giusto 2 minuti li voglio spendere perché io non ho mai posto alla mia vita domande esistenziali, non ci arrivavo proprio al pensiero di queste cose. Viva la sincerità. È vero, ho avuto una vita completamente diversa. Sapete, Napoli è una città meravigliosa, ma è intrisa di problematiche gravi, non sono luoghi comuni, sono dati di fatto. Io quindi sono cresciuto un po' per strada, no? Con una famiglia che mi ha sempre amato tanto, che però non ha mai potuto preservarmi da determinate cose, perché
sapete, è questa la vita che si vive in determinate zone difficili di Napoli, dove la criminalità, dove le azioni illegali sono all'ordine del giorno, non le devi andare a cercare, sono loro che cercano te. Ovviamente ti trovano perché non hai, come dire, uno scudo che ti protegge, no? Quindi è la società che va in questo modo. Quindi sono cresciuto, vi dicevo, per strada e sapete, tutti i miei amici di infanzia, tutti, ad oggi, o sono in carcere, o sono morti, o sono bloccati su una sedia a rotelle perché hanno subito gravi incidenti. E io oggi posso dire che grazie a Dio il Signore mi ha preservato. Mi ha guardato da determinate situazioni e ho rischiato tante volte di compromettere in maniera irrimediabile la mia vita. Ho rischiato tante volte proprio di perdere la mia vita. Pensate che tutti i giorni frequentavo persone che facevano le rapine ai furgoni portavalori con i mitra. Pensate un po' il contesto, no? Vi lascio immaginare. Però erano brave persone. Erano brave persone. Vi assicuro che erano brave persone. Sappiamo che non è una questione di essere buoni o meno, ma è una questione, fratelli, che il peccato avvolge il cuore dell'uomo e facilmente lo seduce, noi lo sappiamo. Però sia benedetto il Signore che un giorno si è presentato alla mia vita. E se la mia vita era volta verso determinate cose, pensate che le mie domeniche erano proprio devote, dedicate allo stadio. Io avevo proprio l'appuntamento fisso, tutte le domeniche erano allo stadio, con tutti gli insegnamenti che ne derivano. Mi ricordo la settimana dopo, la settimana prima ero andato allo stadio, quella settimana conobbi Gesù, la settimana dopo stavo andando in chiesa. Mia mamma mi guarda e fa: dove vai? Vado in chiesa. Ma come? Non vai allo stadio? Hai ragione, io mi ero proprio dimenticato. Cioè io mi ero completamente dimenticato del fatto che quel giorno c'era la partita del Napoli. Mi ero dimenticato completamente. Perché quando conosci un amore così grande, quando conosci colui che è il solo che ha parole di vita eterna, fratelli, tutto il resto passa in secondo piano. Non c'è paragone, non lo puoi paragonare, non lo puoi confrontare. E quindi sia ringraziato Dio che mette nel nostro cuore le giuste priorità. È vero, è un lavoro, è un work in progress, lo siamo tutti, no? Alcune cose il Signore ci mette degli anni, ma non perché Dio non sia in grado, perché siamo noi che non glielo concediamo di lavorare nel nostro cuore, ma altre Dio ci libera così, in maniera istantanea. Però noi vogliamo dire: Signore, noi non vogliamo scendere da quella ruota, continuaci a lavorare. Amen. E come vi diceva mia moglie, il Signore ci ha portato in quel di Lodi, dove in quest'anno abbiamo frequentato quella che è stato l'anno inaugurale della scuola missionaria, che guarda caso si è formata proprio perché ci sono state diverse convergenze di situazioni. Il Signore ha previsto che delle famiglie, diverse famiglie, si iniziassero a sentire questo peso di essere formati, che in tanti anni noi non avevamo mai sperimentato diverse esperienze spirituali che desideravamo vivere, e quindi abbiamo deciso di fare questo passo di fede e Dio ci ha benedetti. E quello che Dio ha fatto in un anno è inconcepibile, fratelli, è inconcepibile. Se un anno fa mi avessero detto: tu fra un anno parti per l'Ucraina per andare a portare il Vangelo, io gli avrei risposto: tu sei pazzo, tu sei pazzo. Eppure, fratelli, non c'è cosa che Dio non possa fare. Se noi disponiamo il nostro cuore, i limiti per Dio non esistono, fratelli. I limiti li poniamo noi, così come la salvezza, così è per il servizio. Quindi vogliamo dire: Signore, prendi tutta la mia vita, fanne ciò che vuoi, perché noi sappiamo che in mano tua, tu, Signore, ne farai un capolavoro. E così il Signore ci ha condotti in Ucraina l'anno scorso. Vi racconto giusto 2 parole, perché già vi ha detto anche mia moglie. Ci ritorneremo, Dio piacendo, domani. È un viaggio difficile perché ci sono delle criticità importanti, perché in questo periodo sta venendo bombardata proprio quella zona che fino ad oggi era stata presa solo di mira per gli obiettivi sensibili, quindi centrali piuttosto che aeroporti, ma adesso stanno iniziando a bombardare anche
le abitazioni, le zone civili. Quindi vogliamo pregare per i nostri fratelli che si trovano sul posto e per questo viaggio, affinché Dio guidi ogni cosa. E quando siamo stati lo scorso anno in un locale che era molto piccolo, pensate c'erano, come vi diceva mia moglie, 20-25 persone l'anno scorso. A un certo punto stavamo iniziando la nostra riunione di preghiera, questo locale affaccia sulla strada. A un certo punto passa un convoglio. Questo convoglio trasportava le vittime che stavano tornando dal fronte, le loro salme, su questo convoglio militare. Quando le persone all'interno del locale hanno riconosciuto questo convoglio, insieme, quasi come se fosse stato un segnale, hanno iniziato a piangere, tutti insieme. Non importava di chi fosse il parente o l'amico che si trovava in quel convoglio, perché era una cosa che riguarda tutti loro. Hanno iniziato a piangere. Loro, sapete, hanno la fobia del telefono. Ogni volta che squilla il telefono, il loro cuore va a 1000, perché potrebbe trattarsi di una notizia tragica. Hanno pianto tutti. Fratelli, però hanno pianto tutti quanti un'altra volta, allo stesso modo, ma con un'inclinazione differente. Hanno pianto tutti quando gli abbiamo annunciato Gesù, quando gli è stata presentata quella speranza in Cristo. Istantaneamente tutti i loro cuori, quei terreni fertili, sono stati toccati dalla parola di Dio. E quando abbiamo chiesto chi di voi vuole accettare Gesù nel proprio cuore, si sono alzati tutti quanti, fratelli. Quindi vogliamo pregare affinché questo luogo di sofferenza si possa trasformare in un luogo dove il Signore trasformerà quei canti, quelle grida di disperazione in canti di gioia. Amen, Dio lo può fare, fratelli. Come vi è stato detto, l'opera è della Chiesa, è affidata alla Chiesa. E se Dio vi mette nel cuore di voler sostenere, di voler essere aggiornati su quest'opera, noi alla fine del culto abbiamo predisposto questo banchetto dove potete acquistare dei libri che ha scritto il fratello Gennaro, che sono davvero molto di edificazione, molto incoraggianti. Il vostro acquisto sarà interamente devoluto per questa missione in Ucraina, così come le t-shirt che vedrete sono anche importanti a volte per un pretesto, no? Evangelistico. Se le volete acquistare, tutto quello che Dio vi metterà nel cuore, sappiate che il ricavato sarà devoluto per quest'opera. Chiunque vorrà lasciare il proprio contatto, vi aggiorneremo senza ovviamente annoiarvi, ma periodicamente sulle news dal campo di missione, in modo che possiate sentirvi, come è giusto che sia, coinvolti in quest'opera che, come è stato detto, riguarda tutti noi. Amen? Amen. Dio vi benedica, scusate se vi ho preso del tempo. Adesso ci vogliamo rivolgere alla parola di Dio. Amen? Che dite? Ci vogliamo alzare all'impiedi, se non vi chiedo troppo, così cambiamo un po' la posizione. Tanto questa mattina leggiamo un solo verso che troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, leggiamo il versetto numero 8. Quando ho conosciuto il fratello Gianni la prima volta lì a Lodi, il Signore ha parlato potentemente alla mia vita e pensavo tra me e me, dicevo: Signore, questo fratello ha un'unzione particolare, come ti stai usando della sua vita? Quando mi hanno detto che oggi sarei stato qui, devo dire la verità, mi sono sentito veramente più piccolo del solito. Quindi spero che non vi aspettate nulla da me, ma insieme ci vogliamo aspettare qualcosa di grande dal Signore. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 8, dice così la parola di Dio: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Signore, noi ti ringraziamo perché questa mattina tu hai predisposto ogni cosa e stai preparando qualcosa di grande per le nostre vite. Ti preghiamo, manda la tua parola ad effetto nei nostri cuori affinché essa possa portare il frutto, Signore, possa portare quello scopo per il quale tu l'hai mandata. Parlaci, Signore, mediante lo Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, fratelli. Volete anche accomodarvi?
Possiamo parlare per ore, ma non eguaglieremo mai le parole che disse Gesù. D'altronde non c'è stato nessuno mai che abbia parlato come Lui. E quanti di voi, almeno una volta, non hanno desiderato essere al posto di Nicodemo per ascoltare queste parole meravigliose quando Gesù parla della nuova nascita, no? Vi ricordate? Quella notte in cui Nicodemo incontra il Maestro e Gesù, tra le varie cose che spiega a Nicodemo, a un certo punto arriva a questa frase, a questo verso meraviglioso come è meravigliosa tutta la parola di Dio, quello che abbiamo letto questa mattina. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito, dirà a un certo punto Gesù a Nicodemo. E sapete, durante questa settimana ero, come vi è stato detto prima, in questa struttura che ci vede insieme vivere gomito a gomito, spalla a spalla, a volte sovrapposti, a volte in fila, però il Signore è buono perché non ci ha mai fatto mancare nulla e stiamo veramente bene perché siamo alla presenza di Dio. E mentre ero in un momento in cui stavo svolgendo alcune mansioni, sempre all'interno dell'opera per quanto riguarda l'amministrazione della segreteria, ero in questo spazio comune lavorando al computer e sapete, in casa con noi vive una piccola missionaria di 3 anni che si chiama Abigail, che tutta Lodi conosce perché è praticamente incontrollabile. Una piccola dinamo a corrente costante, è più o meno alta così, ma arriva dappertutto. Se fosse qui questa mattina, probabilmente dovreste smontare queste, perché la potremmo trovare là sopra. Questo per darvi un po' il quadro di Abigail. E mentre stavo lavorando con le cuffie, cercando di fare un po' di concentrazione, questa bimba gira in casa con una bicicletta di Frozen e inizia un po' ad andare intorno e ti devi spostare perché se non ti sposti non sia mai, è pericoloso, che ti può passare tranquillamente per dosso, no? Che anche lei è di Napoli, quindi guida in maniera abbastanza spericolata. Mentre era in questo suo mood ingestibile, a un certo punto questa bimba si ferma e corre vicino a me. Mi sale praticamente sulle ginocchia, si getta al collo e mi abbraccia. E dice, zio Sasi, come mi chiama lei, zio Sasi, ho paura di questo rumore, ho paura di questo rumore. Io mi tolgo le cuffie ed effettivamente sento che in quella stanza si avvertiva un rumore che veniva dal piano superiore, probabilmente derivante dallo spostamento, no? Di qualche mobile, di qualche sedia, di qualche comunque oggetto grande, pesante, che produceva questo rumore sordo, profondo, questo rumore che aveva spaventato questa bambina, a tal punto da fare qualcosa che a noi è umanamente impossibile, cioè quella di fermarsi. Questa bimba si ferma, come vi dicevo, mi salta al collo, mi abbraccia e mi dice che aveva paura di questo rumore. Inizialmente mi è venuto ovviamente spontaneo ricambiare questo abbraccio, dirle guarda tesoro, non ti preoccupare, non è nulla, stai tranquilla. Però sapete, in quel momento il Signore ha posto la mia mente davanti a questo verso, perché l'abbiamo letto in questo verso, questa parola. Tu odi il rumore del vento. Ed è come se il Signore in quel momento mi avesse fatto comprendere qualcosa, che il rumore effettivamente molte volte riesce ad attirare la nostra attenzione molto più che magari un suono, perché sapete lei a volte c'ha i cantici, no? Sempre in sottofondo in casa, ma quel rumore era riuscito a destare la sua attenzione con una reazione ovviamente di spavento, però comunque con una reazione che era riuscita ad impattare nella sua vita. E il Signore mi ha messo davanti questo verso, che Gesù quel giorno disse, ci sono delle cose che vengono dallo Spirito, che tu probabilmente non riesci a comprendere, non riesci a capire da dove provengono,
non riesci a capire dove vogliono dirigersi, ma l'unica cosa che riuscirai a rilevare di queste cose è questo rumore. E sapete, Gesù non usa mai parole a caso, ma utilizza proprio questa parola, il rumore. Ed effettivamente noi abbiamo sempre da imparare dai bambini. Anche questa bambina era stata impattata da questo rumore. Allora, cos'è, fratelli, il rumore? Ho letto questa definizione che voglio condividere con voi, che dice, molto semplice, senza scendere nei tecnicismi, no? Ma il rumore è un suono non desiderato, disordinato o fastidioso, spesso percepito come disturbo, che può interferire con la comunicazione, il riposo o altre attività. E sapete, se il rumore è correlato a del movimento dello spirito e ha queste caratteristiche, come si possono coniugare queste due cose? Ci ho pensato, fratelli, e mi è venuto in mente un rumore che, proprio come abbiamo letto in questa definizione, non è desiderato. Non è desiderato. È disordinato e può dare anche fastidio. E a volte ti può venire a disturbare. Può interferire anche con la tua vita e con il tuo riposo. Pensate un po' a qualcosa del genere, cosa vi viene in mente? Ora siamo in un perfetto silenzio, ma pensate all'esatto opposto. Quando molte voci si iniziano a sovrapporre, quando tante parole si iniziano a mischiare provenienti da diverse voci, da diverse persone, esse generano un rumore. Quando dei popoli iniziano a gridare, iniziano ad elevare delle grida, esse si tramutano in un rumore, e lo troviamo scritto nel Salmo 46, che le nazioni rumoreggiano. Questo rumore, fratelli, che questa mattina vogliamo considerare, è il rumore che si eleva dal grido che viene dalle nazioni. Alleluia! Ci sono dei popoli che stanno gridando, che stanno elevando il loro grido, che stanno elevando il loro bisogno, la loro necessità. E questo si tramuta in un rumore che probabilmente tu non hai desiderato. Noi non l'avevamo desiderato, però l'abbiamo iniziato a sentire. Avete ascoltato quello che ha detto mia moglie? Durante la notte ti toglie il sonno, ti toglie il riposo, non riesci più a comunicare perché senti questo rumore assordante, questo rumore che non riesci a isolare, non riesci ad eliminare, e non puoi, come quella bambina, non puoi restare indifferente. La tua vita è scossa e devi un attimino fermarti e dire: Signore, cos'è questo rumore che sto sentendo nella mia vita? Se lo stai sentendo anche tu, probabilmente stai ascoltando questo rumore che è il grido che si eleva dalle nazioni. E se non lo stai ascoltando questa mattina, vuoi dire: Signore, rendi il mio orecchio attento ad ascoltare quel rumore che probabilmente è in una nazione lontana, ma forse no, forse è in una nazione vicina, o forse è in questa nazione. Perché sai, Dio non ti ha salvato, non ci ha salvati per essere degli splendidi monumenti, ma affinché noi possiamo acuire i nostri sensi, che non sono sempre solo la vista, ma anche l'udito, fratelli, è importante. Il rumore, lo senti il rumore che si eleva dal grido di coloro che stanno gridando: abbiamo bisogno di Gesù. Ma come lo conosceranno se non c'è nessuno che glielo annuncia? Come crederanno se non c'è nessuno che glielo presenta?
Allora questa mattina vogliamo dire, Signore, perché no? Manda me. Amen, Chiesa. Signore, manda me. Fa paura? Fratelli, il Signore ci ha salvato per darci qualcosa di eterno. Noi possiamo raggiungere i più grandi obiettivi umani, ma quello che Dio ti vuole dare è qualcosa di eterno. Cosa stiamo mandando nel cielo? Paglia, fieno, qualcosa che verrà passato col fuoco e sarà bruciato, oppure pietre preziose? È sbagliato forse ambire a questo? La Bibbia ci dice di no. E io allora voglio dire, Signore, mi voglio fare tesori nel cielo, dove né la tignola, né la ruggine, né il ladro verranno e ruberanno quello che io avrò depositato in questa banca. Però per fare questo, Signore, facci un orecchio attento per ascoltare il grido che si eleva dalle nazioni. E se ti senti disturbato, se senti che la tua vita è costantemente raggiunta da questo fastidio, probabilmente stai sentendo questo rumore. Non restare indifferente questa mattina, ma dici, Signore, in che modo ti vuoi usare della mia vita? Amen, Chiesa. Mi ricordo eravamo nel Pakistan, una nazione difficile. Una mattina ci hanno portati davanti a una cinquantina di ragazzini. Che dico ragazzini? Bambini. 3, 5, massimo 6 anni. Erano disposti tutti a terra, la loro scuola era questa: un suolo ricoperto di tappeti, logori, e una tenda a coprire il loro capo più che dal sole che da altro. Tutto qui. Erano in evidente condizione di difficoltà anche medica, con diversi problemi che si potevano vedere a occhio nudo che avevano sui loro corpi, perché questi bambini, alla veneranda età di 5 anni, costruivano mattoni. C'erano delle cataste di mattoni all'esterno della scuola che loro fabbricavano, perché dovevano sostenere le famiglie. A un certo punto usciamo dopo un percorso che è al limite dell'umana comprensione, nel fango, nell'acqua alta, nelle mucche, arriviamo in questa scuola. Scendo da questa vettura, mi mettono davanti a questi bambini e mi dicono: ora dovrai fare loro una lezione di scuola domenicale. Bene, in quel momento io avrei voluto correre, nascondermi in un angolo e piangere per quello che i miei occhi stavano vedendo. Però ho dovuto farmi forza nel Signore e dire: Signore, tu mi hai portato fin qui. Abbiamo fatto migliaia di chilometri, siamo distrutti fisicamente, affinché questi bambini potessero ricevere qualcosa. E a cosa possiamo dare a qualcuno che non ha nulla? Una cosa, fratelli, né oro né argento, ma la parola di Dio. Noi abbiamo qualcosa di estremamente prezioso da condividere con gli altri. È la parola di Dio, fratelli. E ci sono popoli, ci sono persone che stanno gridando perché stanno aspettando che io e te andiamo a portargli nient'altro se non la parola di Dio. E abbiamo parlato del cielo, abbiamo parlato non delle strade distrutte, delle strade fatte d'oro. Non del cibo che loro mangiano con le mani completamente contaminato, pieno di musche, ma del latte e del miele che scorre nel cielo. Ci crediamo che sono queste le cose che Dio ha riservato per noi? Amen, fratelli. I loro occhi si sono illuminati, che i bambini sono semplici. Ai bambini, se tu gli racconti delle storie, loro ci credono. Se tu gli dici la verità, loro ci credono, perché questa è la verità, fratelli. Cioè noi dobbiamo essere come i bambini. E sapete, dopo sono corso in macchina a piangere, però in quel momento quei bambini si sono alzati, hanno pregato e nei loro cuori è successo qualcosa. Sono stati toccati da Gesù. Il grido, questo rumore, lo senti, fratello, sorella, lo senti? Ti sta disturbando, ti sta togliendo il sonno, ti sta impedendo di fare la tua vita, di svolgerla normalmente, di quando vai al lavoro
non riesci a comunicare perché stai parlando io parlavo tutto il giorno delle calzature, che lavoravo nelle calzature, facevo la parte, parlavo con gli stilisti, modellisti, e quando parlavo di una calzatura, dopo 3 minuti, non vedevo l'ora che questa persona se ne andasse, ma non perché ero svogliato nel lavoro, lavoravo bene. Perché non c'è paragone, fratelli. Avevo ascoltato questo rumore che mi impediva, anche come abbiamo letto, la comunicazione. È un rumore che dà fastidio, ma che ti desta e che probabilmente nella tua vita sta arrivando perché Dio ha in serbo qualcosa di più grande. Amen. Credici perché il Signore lo vuole fare. E vado veloce alla conclusione. C'è un altro tipo di rumore che dobbiamo considerare. Non è solo quello che dobbiamo ascoltare, fratelli. Leggiamo in Ezechiele 37, famosissimo, no? Capitolo in cui Ezechiele profetizza sulle ossa secche, che tornano a vivere e poi vengono addirittura riempite dallo Spirito che gli dona vita. E vi ricordate cosa dice al verso 7? Io profetizzai come mi era stato comandato. E come io profetizzavo, si fece un rumore. Ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Fratelli, quando il Signore inizia un'opera e vivifica la Chiesa e vivifica me e te, è inevitabile che la mia e la tua vita, come ogni cosa che genera il movimento dello spirito, che non sai da dove viene e non sai dove va, produce un rumore. Fratelli, la mia e la tua vita deve produrre rumore. Deve produrre rumore. E a Napoli si dice che una noce dentro al sacco non fa rumore. Quando metti una noce, la metti nel sacco e lo scuoti l'ho detta proprio in valdostano, quando lo scuoti il sacco con una noce all'interno non fa rumore, ma quando ci sono tante noci in quel sacco e lo scuoti, tu lo senti il rumore. E così è della Chiesa, fratelli, queste ossa che si compongono, la Chiesa che si muove deve fare rumore e deve infastidire l'inferno, fratelli. Quando l'altra sera giravamo per Lodi, siamo stati avvicinati da 2 ragazze. C'era mia moglie con un'altra sorella e queste 2 ragazze, non vi scandalizzate, le hanno fermate perché gli hanno fatto delle avance di tipo sessuale a mia moglie e a quest'altra sorella. Noi eravamo un po' più avanti, non ci hanno notato. Gli hanno chiesto proprio esplicitamente un avance di tipo sessuale. Mia moglie ha detto: non ho capito, puoi ripetere cosa mi hai chiesto? E nel frattempo noi ci siamo avvicinati. Quando hanno visto me e quest'altro fratello, ovviamente non hanno avuto il coraggio di ripetere la frase. E mia moglie le ha detto: nel momento in cui tu stai in silenzio, mo te la dico io a te una cosa. Gesù ti ama. Gesù ti ama. Questa ragazza in quel momento si è alzata e ha iniziato a battersi il petto. Era così infastidita che qualcuno le avesse ricordato dell'amore di Dio. Non era lei, era ciò che la animava, che si è iniziata a battere il petto. Noi non abbiamo indietreggiato di 1 millimetro e le abbiamo annunciato la grazia, fratelli. Abbiamo annunciato la grazia e noi sappiamo che è questa l'opera che Dio vuole dalla Chiesa: fare rumore. Generare anche questo fastidio, qualcosa che deve interrompere questi messaggi che nel mondo vengono proclamati, questi messaggi di finto amore, quest'amore, no? Questa parola abusata, questa parola così inflazionata, l'amore è libero, l'amore è questo, l'amore è quello. L'amore vero è l'amore di Dio. E non ti spaventare se risulterai di disturbo, se risulterai che a qualcuno darai fastidio. Se qualcuno ti dirà, quando stai parlando della tua chiamata, tu sei pazzo, quante ce ne hanno dette? Ma perché? Stai lasciando il tuo lavoro, stai lasciando le tue certezze,
Ma chi te lo fa fare? Ma tu sei pazzo. Il rumore che puoi generare, fratello o sorella, dà fastidio. Dà fastidio, ma se è un rumore che è prodotto dallo Spirito Santo, noi ci vogliamo consolare in questo e dire: Signore, fammi fare rumore, affinché le coscienze possano essere scosse. Noi non vogliamo che quando proclamiamo Gesù, la cosa più brutta, fratelli, è l'indifferenza. Signore, aiutaci a fare rumore, affinché come quella bambina Abigail di cui vi ho parlato, le coscienze umane possano essere scosse, possano sentire che questo non è un rumore sterile, non è qualcosa di cui aver paura, ma qualcosa a cui dare attenzione, che forse inizialmente non comprenderanno, ma poi capiranno che quello è l'amore di Dio. Amen, Chiesa. Vogliamo chinare il capo e chiudere gli occhi un momento? Intanto chiedo alla musica se si può avvicinare. Alleluia. Questa mattina il Signore sta soffiando un vento sulla tua vita. Un vento poderoso. Un vento impetuoso. E Dio non è tenuto a spiegarti questo vento, né da dove viene, né dove ti condurrà. Ma questa mattina tu non sei chiamato, tu non sei chiamata a comprendere questo. Tu sei chiamata ad ascoltare il rumore che questo vento sta producendo nella tua vita. Forse c'è un rumore che stai ascoltando e tentando di sopprimere. Nel nome del Signore non lo fare, non lo fare. Anzi, che questa mattina la tua preghiera possa essere: Signore, che io lo possa ascoltare sempre di più. Signore, io voglio che questo rumore impatti nella mia vita, affinché la mia vita possa generare un rumore e impattare la vita degli altri come una reazione a catena. Ecco la gloria di Dio, del Dio di Israele, veniva dal lato d'Oriente, la sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. Tutto questo, fratelli, affinché un giorno anche io e te possiamo ascoltare il rumore potente della voce di Dio quando ci accoglierà nel cielo e ci dirà: bene hai fatto, mio servitore fedele. E non ci vogliamo entrare come passando per il fuoco come carboni o tizzoni ardenti. Non vogliamo reprimere quello che di grande Dio vuole fare nella nostra vita, ma ci vogliamo entrare pienamente. E per fare questo, questa mattina dobbiamo ascoltare il rumore che il vento dello Spirito Santo sta producendo nella nostra vita. Dio ci benedica. Alziamoci in piedi, gloria a Gesù. Vasaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi tu Grazie, Signore. ogni imperfezione da me, tu non mi getti mai via.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Alleluia. Signore, grazie per la tua parola. Aiutaci, Signore, affinché le nostre vite possano fare rumore, un rumore guidato dallo Spirito Santo. Signore, grazie per questi cari che sono stati con noi questa mattina, che tu hai voluto che fossero qui, perché non è stato un desiderio di Gennaro, non è stato un desiderio nostro, Signore, ma tu guidi ogni cosa. È stata una gioia per noi averli conosciuti e ti chiediamo, Signore, la protezione sulla loro vita, Signore. Usali per la tua gloria. Ti preghiamo per i loro genitori, per il cuore, Signore, che possono avere delle preoccupazioni, delle paure. Signore, l'amore vero caccia via la paura. Grazie, Signore. Signore, fa che questa Chiesa possa essere un sostegno anche per loro, affinché lì dove sono, Signore, possano sentirsi amati, appoggiati, incoraggiati, soprattutto, Signore, che noi possiamo tenerli nelle nostre preghiere e possiamo sentire solo le opere meravigliose che tu farai attraverso di loro. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Dio ci benedica.